lì, dove il vento incontra l'acqua e l'acqua diventa respiro, c'è una terra sospesa tra cielo e laguna. Campagna Luppia è un luogo di confine e di armonia, un mosaico d'acque, valli, canneti, dove la natura parla ancora il linguaggio del silenzio. In questa terra di confine tra la laguna di Venezia e la riviera del Brenta ci accoglie il sindaco di Campagna Luppia, Alberto Natin. Benvenuta Ida e benvenuti a voi. Oggi avrò il piacere di farvi conoscere Campagna Luppia in alcuni scorci particolari. Il territorio di Campagna Luppia è molto grande, 88 km², e in un terzo di questo abbiamo il centro, Campagna Luppia, 2 frazioni, Lova e Lughetto, e la piccola località di Lugo. Un territorio questo meraviglioso soprattutto dal punto di vista naturalistico. In effetti sì, perché abbiamo la fortuna di avere delle valli, tra queste c'è una chicca che è Valle Averto, un'oasi riconosciuta a livello di WWF, a livello nazionale, l'unica della gronda lagunare, e dove flora e fauna vivono in un connubio naturale e con uno specchio d'acqua e un cielo che crea un contesto meraviglioso. L'acqua che si fonde con la terra che si inoltra dentro l'acqua. Sì, questo sarà il nostro nuovo viaggio di itinerari. Andiamo insieme, Sindaco. Certo. Campagna Luppia è il territorio meraviglioso che voi state vedendo. Terra e acqua. Sì, tagliato in 2 dalla Romea, 1/3 di territorio pianeggiante, terraferma, gli altri 2/3 formati di acqua, flora e fauna. Una storia tutta da raccontare dal professor Giancarlo Rossi. Buongiorno professore. Buongiorno. Adesso ci troviamo nella laguna di Campagna Luppia, come ha presentato la collega, e stiamo vedendo il canale che porta dalla Romea in mare aperto. Siamo a ridosso di 2 valli arginate, la Valle Figheri alla nostra destra, la Valle Pirimpiè alla nostra sinistra, cioè nord e sud. Professore, qui la marea gioca un ruolo importantissimo. Come sappiamo, l'acqua per 6 ore va in un senso e 6 ore nell'altro senso, creando condizioni di bassa marea e di alta marea. Il nostro territorio è una zona interessante per l'avifauna. Qui abbiamo tantissimi uccelli, tantissimi pesci di qualità molto diverse che a seconda delle stagioni vengono qui o a svernare o vengono qui per depositare le uova. Guarda che meraviglia! Il turista che arriva qua e può naturalmente salire su queste barche, su questi corsi perché sono navigabili, trova uno spettacolo d'eccezione. Insomma, una terra carica di storia, perché molta è la storia qua da raccontare, ma non solo, tesori a destra e a sinistra, flora, fauna, uniche in Italia non solo, ma anche al mondo. Sì, noi vi consigliamo di fare un giro per queste acque calme e quiete per scoprire orizzonti nuovi e meravigliosi. Siamo volati sul canale di Zappa e adesso ci troviamo, professore, in Laguna Aperta, alle nostre spalle una villa meravigliosa. La villa di Valle Zappa, che è stata edificata nel 1925-27 sul progetto di un architetto veneziano, e rappresenta un pochettino la storia degli ultimi anni della laguna, perché solo la presenza di questa villa garantisce
la continuità avvenuta nei secoli. Aironi, anatre, canneti, sì, questa è l'oasi di Valle Averto e ne parliamo con il suo direttore Marco Baldin. Buonasera. Buonasera. Dottore. Buonasera. Un'oasi unica in tutta Italia. Sì, il Valle Averto è un'oasi del WWF, fa parte della rete nazionale delle oasi del WWF Italia ed è l'unica oasi in Laguna di Venezia. E occupa quindi, diciamo, una parte di un ambiente molto importante ed è rappresentativa di tutti gli ambienti, diciamo, della laguna anche aperta, della Laguna di Venezia. Qui noi abbiamo, dottore, una vista meravigliosa. È un lago? Sì, questo è uno dei 3 laghi che sono presenti all'interno dell'oasi, della nostra oasi, ed è il lago più grande. Questi 3 laghi sono importantissimi per la presenza di avifauna acquatica principalmente, quindi abbiamo i fenicotteri, diverse specie di aironi, abbiamo diverse specie di uccelli, quelli chiamati limicoli, che si nutrono quindi nel fango, e poi abbiamo anatre, abbiamo le oche. Ma noi adesso, direttore, ci spostiamo dall'altra parte dell'oasi perché davvero c'è tutto un mondo da scoprire. Andiamo. Ecco, vedi, e da qui siamo nell'osservatorio dove portiamo tutte le visite guidate e da qui si possono vedere altri ambienti molto importanti dell'oasi, che sono i grandi canneti, dove abbiamo 2 coppie di falco di palude che nidificano per esempio una specie molto rara. E poi abbiamo anche delle estese superfici di bosco allagato, bosco planiziale, a seconda dell'altezza del terreno, perché abbiamo molte zone umide anche di acqua dolce. È aperta al pubblico? Certamente è aperta al pubblico tutte le domeniche con visite guidate, la mattina alle 10 e il pomeriggio alle 3. Per gruppi siamo aperti anche durante la settimana o per gruppi e scuole ovviamente. Direttore, un solo nome per definire questo paradiso in terra? Il solo nome è biodiversità. Non esiste altro posto in Laguna di Venezia che abbia una biodiversità così elevata come Valle Averto. E quindi non solo qui, nella provincia di Venezia, ma in tutta Italia, sì. L'unico sito così interessante in tutta Italia. In queste acque e in questi terreni salmastri rinascono specie vegetali rare, frutto di un lavoro scientifico e appassionato che restituisce vita alla laguna. Qui la scienza incontra la poesia del paesaggio. A Campagna Lupia tanto c'è da vedere, sì, in superficie, ma altrettanto c'è da vedere e da capire sotto i nostri piedi e ce lo racconta la dottoressa Cecilia Rossi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a lei. Un grande tesoro anche sotto i nostri piedi qui a Campagna Lupia. Sì, un tesoro che è prevalentemente nascosto, quindi noi non lo possiamo in realtà vedere, però ne siamo pienamente consapevoli sulla base di una serie di ritrovamenti che sono stati fatti in passato, ritrovamenti sporadici nel territorio e poi anche scavi archeologici condotti in diversi punti del territorio di Campagna Lupia, che è un territorio prevalentemente di campagna, e proprio grazie al fatto che questi campi sono coltivati, il deposito archeologico sottostante si è potuto conservare in molti casi molto bene. Il grande patrimonio che è stato trovato in questa terra sotto i nostri piedi è raccolto in una mostra espositiva che si può visitare naturalmente al primo piano del comune di Campagna Lupia. Tante sono le teche con dentro dei reperti interessantissimi.
portiamo solo un piccolo assaggio ai nostri telespettatori. Certo, certo. Beh, queste sono le vetrine fra l'altro più significative perché ci raccontano quello che doveva essere poi il fulcro di questo territorio in epoca pre-romana e romana. Mentre dall'altra parte, nella vetrina che vedete qua alle mie spalle, ci sono quelli che erano le offerte votive. Quindi i doni che venivano presentati alla divinità. Dottoressa, tanti sono i reperti da poter vedere qui nella mostra espositiva del comune di Campagna Lupia. Sì, assolutamente, e io vi consiglio di venire a vedere in particolare gli anelli che provengono dal santuario pre-romano e romano di Lova, e anche una curiosità, i bronzetti votivi a forma di guerriero nudo, stante. Naturalmente Archeolupia vi aspetta. Sindaco, tutto ciò che abbiamo visto è racchiuso dentro al progetto Archeolupia. Eh sì, il progetto Archeolupia è iniziato nel 2022, è un progetto particolare che mette insieme archeologia, storia e paesaggi, e quindi paesaggio naturalistico. Quindi passando dal punto di vista archeologico, Santa Maria di Lugo, la chiesa romanica, Valle Averto, quindi naturalistico, poi abbiamo visto le valli, e tutto questo ci permette di racchiudere insieme, come vi dicevo prima, tutte queste nostre caratteristiche interessanti per chi viene a Campagna Lupia. Campagna Lupia è il cuore della laguna, è acqua, storia, natura e futuro. Una terra che insegna a guardare oltre l'orizzonte, a respirare con lentezza e a riconoscere la bellezza nel silenzio.